È stata una componente del Comitato Nazionale Stopo PG, anche del Comitato Sardo, insegna sociologia all'Università di Sassari, è un'esperta scelta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e anche nella Commissione europea si è occupata di diritti umani, processi partecipativi e lotta all'esclusione, ed è stata anche una delle più strette collaboratrici di Franco e Franca Basaglia, una delle migliori alleate dell'Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica. Beh, più che alleata io mi sento come, non so, madrina insieme con Gisella, perché come dire, l'ho vista nascere, l'abbiamo fatta, e questa cosa di oggi da un lato mi fa impressione, perché dico, oddio, sono passati 30 anni, d'altra parte io ho deciso di non tingermi più i capelli, in modo tale che fosse chiaro anche a me stessa che una serie di cose erano successe, e in questo misurarsi col tempo, con la storia, mette poi con una storia come la nostra, mette sempre in campo, almeno per me, due sentimenti che a volte li vivo come contrastanti, ma poi in realtà cerco invece di tenerli insieme. Cosa sono questi due sentimenti? Da un lato è il sentimento delle realizzazioni, cioè, 30 anni fa non c'era niente, e invece c'è tutto questo, sia a livello locale che a livello nazionale. Da poco Giovanna ed io siamo state insieme in Brasile, invitati così dagli amici che fanno anche lì che hanno avviato anche lì non poco tempo fa una lotta contro il manicomio. E lì, anzi una lotta contro il manicomio, io mi sforzo sempre di dire da un po' di anni, una lotta per liberare la società dal manicomio, perché questa è secondo me al fondo la chiave di ciò che abbiamo tentato di fare e di ciò ancora che stiamo facendo. Bene, in questo percorso ci sono state alcune realizzazioni importantissime. Noi siamo il paese che ha chiuso più postiletto psichiatrici, 100.000 e oltre in 40 anni. Perché dico più? Perché tutti i paesi occidentali si sono incamminati già dagli anni 70 sulla strada della chiusura dei postiletto psichiatrici, e in tutti i paesi occidentali, soprattutto devo dire in realtà per onestà i paesi europei, le democrazie costituzionali dei paesi europei, perché gli Stati Uniti, che pure sono un paese a democrazia costituzionale, su questo terreno sono stati assai, diciamo, più timidi dei paesi europei. Bene, in tutti i paesi europei si è andati verso la riduzione dei postiletto psichiatrici. Noi siamo stati quelli che l'hanno praticata in modo più sostanziale e con più coerenza, tentando quindi di trasferire le risorse dal manicomio alla comunità, e tentando anche, ma questo tentativo è stato fatto anche in altri paesi europei, di fare questa operazione in nome dei diritti, della dignità, della democrazia e del diritto alla cura.
In questa operazione noi abbiamo più che da rivendicare primati, sicuramente però da rivendicare orgogliosamente il fatto che ci abbiamo provato più a lungo e con un tentativo rispetto agli altri paesi europei più profondo e più duraturo di dialogo tra i movimenti e le istituzioni, tra la società civile e le istituzioni, tra i cittadini, tra virgolette, normali e gli esperti. Rispetto appunto agli altri paesi europei, noi siamo stati e siamo ancora quelli che di più tentano di rimanere su questa strada. Faccio spesso un esempio che per me è stato illuminante quando anni fa ha vinto al Festival di Sanremo Cristicchi, vi ricordate, con quella canzone Ti regalerò una rosa, c'era a casa mia, a casa nostra a Roma, un amico che molti di noi conoscono perché è stato anche qui a Cagliari, un amico giapponese che è stato un giornalista del più importante, un editorialista del più importante quotidiano giapponese, che all'epoca aveva vinto la borsa che avevamo, la Fondazione Basaglia con la provincia di Venezia aveva messo a disposizione per finanziare uno studio così che mettesse in relazione ciò che era accaduto in Italia, e quindi però anche il lavoro di Basaglia, eccetera, con il paese dal quale la persona proveniva. Bene, Casò stava a casa nostra e continuava, cioè mentre io vivevo anche con un po' di fastidio, dicevo, insomma, il Festival di Sanremo, cioè lui era esterrefatto e diceva, ma che cosa è successo in questo paese? Perché possa accadere che una canzone parla di questa storia? E man mano che si andava avanti nei 3 giorni e questa canzone andava sempre più su, cominciavo anch'io a dire, effettivamente, cioè siamo proprio un paese speciale. Quando poi ha vinto, Casò ha cominciato poi a scrivere il suo libro, che naturalmente nessuno di noi ha potuto leggere se non nell'indice, però sappiamo, poi lui è venuto anche a Cagliari e addirittura all'inaugurazione del centro di salute mentale è la copertina del suo libro. Appunto il libro comincia raccontando questa storia qua, che secondo me è davvero emblematica di questo sforzo molto grande e durato nel tempo che noi abbiamo fatto di mantenere aperta la questione del posto della follia dentro la società, per dirla così con parole che Franco Basaglia ha usato molto. Ecco, quindi vi dicevo 2 sentimenti. Quindi da un lato c'è questo sentimento di così di orgoglio e di anche interesse anche intellettuale, politico per le realizzazioni che si sono fatte nel nostro paese. Questo sentimento però, per quanto mi riguarda, non riesce mai a non evocare un altro sentimento che è un po' di fastidio, di rabbia, a volte veramente indignazione, di fronte a ciò che non si fa anche se è stato dimostrato possibile che si può fare. Cioè insieme le realizzazioni sono anche, come dire, uno schiaffo a chi da queste realizzazioni è lontano, ma anche uno schiaffo a chi combatte queste realizzazioni, e che sono tutte le forze di diverso tipo e di diversa natura, vecchie ma anche nuove, che continuano nella nostra società a riproporre, anzi a far rinascere sotto nuove e più giovani spoglie quello che io continuo a chiamare a volte il fantasma del manicomio, a volte le radici stesse del manicomio. Quindi questi 2 sentimenti, l'orgoglio e l'indignazione, stanno insieme ed secondo me è giusto tra l'altro che stiano insieme. Pierpaolo Pani adesso giustamente evocava una cosa importante. Queste realtà come ASARP e come le infinite, per fortuna, le tante che ci sono in Italia, pongono e dimostrano una questione che è una questione chiave per la democrazia. Democrazia non è, già lo diceva il mitico Calamandrei tanto tempo fa, appena fatta la Costituzione, insomma la democrazia non è una cosa che è fatta,
fatta e che si può dare per fatta, non solo evidentemente con le leggi, questo sarebbe una banalità, ma anche con le politiche e le realizzazioni delle leggi. La democrazia può sempre tornare indietro se non viene rivitalizzata e riattivata dai cittadini vari, dalle istituzioni e da coloro che dentro le istituzioni hanno ruoli di leadership e di dirigenza. Cioè la democrazia non è un compito, una realizzazione, se no la democrazia è un percorso. Ed è anche un percorso contro le forze che sono in un senso generale antidemocratiche, cioè che concorrono Pierpaolo Pani diceva l'inclusione sociale, e noi sappiamo il rapporto tra inclusione sociale ed esclusione sociale, innanzitutto sul problema dell'economia, ma anche la formazione dei tecnici, eccetera, eccetera. Insomma, il gioco tra istituzioni e movimenti è un gioco cruciale per la democrazia. E vorrei sottolineare anche un'altra cosa. Adesso ho usato la parola gioco, ma io preferisco, perché mi sembra più precisa, usare la parola conflitto. Il conflitto tra movimenti e istituzioni è un conflitto prezioso. È prezioso, certo. Questo conflitto è prezioso anche nella misura in cui le istituzioni capiscono, come diceva Pierpaolo adesso, che hanno bisogno di stimoli, di spinte, di qualcuno che rompa le scatole, insomma, e nella misura in cui dall'altro lato però le istituzioni si declinano non come attori irresponsabili delle proprie parole. Noi ne abbiamo tanti in questo periodo in giro per il mondo, in Italia e in Europa, gente che parla parole giuste, ma poi si dimentica di dirci come queste parole possono essere messe in atto e soprattutto si guarda bene dal farlo. Questi qualcuno li chiama populisti, io non amo tanto questa definizione perché mi sembra genericamente denigratoria, tuttavia c'è un sacco di gente che parla bene e poi o razzola male o non razzola affatto e se ne sta nella casetta sua a farsi gli affari propri. Ecco, il gioco tra istituzioni e movimenti, il conflitto tra istituzioni e movimenti è ricco e buono, crea democrazia e crea possibilità di miglioramento della vita per tutti, nella misura in cui le istituzioni non sono cieche e sorde, ma anche nella misura in cui i movimenti non sono fatti da gente che ogni tanto si scaraventa in strada, dice delle cose e poi dopo non fa niente o fa molto poco. Ecco, i movimenti nostri, il movimento nostro ha voluto fin dall'inizio essere un'altra cosa. Fin dall'inizio, cioè io sto parlando degli anni 70 già. Insomma, non sto adesso a farvi la lezione su Franco Basaglia perché un po' perché ne abbiamo discusso tante volte e un po' perché non c'è tempo, perché secondo me bisognerebbe ogni tanto ripassarsela quella lezione lì, cioè su come sia prezioso e necessario lavorare sulle pratiche, l'esempio, la creazione di realtà, l'utopia, come diceva Franco, non come rinvio ad un domani di sol dell'avvenir, ma come tentativo di provare a farla oggi nelle determinazioni del presente. Allora, in questo senso noi siamo stati un'esperienza originale, secondo me, anche in questo, nel panorama europeo. E soprattutto a me pare che è stato, ci riflettevo in questo periodo, è stata un'esperienza originale il movimento dei familiari. Cioè voi, Gisella Lazar, Gisella adesso anche come UNASAM, voi avete contatti con le associazioni di familiari degli altri paesi europei e con anche alcune associazioni di familiari che stanno anche nascendo in Italia e che somigliano molto a quelle europee e che sono tutte giocate dentro il perimetro della salute mentale, parola insomma che andrebbe anche questa ridefinita, dentro il perimetro della salute mentale in un senso molto tecnico, professional, medico.
Cioè le associazioni sono delle specie di dépendance dei servizi e parlano il linguaggio e usano le parole che hanno imparato dagli psichiatri, da quelli buoni e da quelli cattivi. Cosa intendo dire? Giusto per mettere le carte in tavola, da quelli cattivi. Per esempio, voi sapete che ci sono le associazioni che si occupano delle varie sindromi, le associazioni dei depressi, le associazioni delle persone che hanno autismo, eccetera, eccetera. Qualunque forma di partecipazione secondo me va bene ed è bene che ci sia. Credo però che si debba stabilire, che dobbiamo essere consapevoli che va stabilito un rapporto, almeno a mio parere, un rapporto critico con questo tipo di associazionismi, perché appunto tendono a uccidere il conflitto sano che secondo me ci deve essere tra familiari, utenti e servizi intesi sia come professionisti, come tecnici, sia come politici e amministratori. Nel momento in cui invece nascono delle associazioni che sono a volte esplicitamente, IDEA per esempio, è esplicitamente foraggiata dalle case farmaceutiche, ma non è l'unica. E qui sappiamo che sono tanti, oppure o foraggiati dalle case farmaceutiche coi soldi, oppure esplicitamente prodotte dai servizi che addirittura finanziano. Sto pensando per esempio al modello di Trento, selezionano alcune persone tra i familiari e gli utenti e li retribuiscono poco, come adesso ahimè si usa per persone giovani e vecchie, per fare una sorta di piccolo dottore, piccolo operatore. Ecco, questa è stata la linea che le associazioni di familiari hanno tenuto fin dagli anni '80 in tutta Europa, producendo poco, a mio parere, in termini di capacità di stimolo verso le politiche psichiatriche, le politiche di salute mentale, scarsa capacità di stimolo all'innovazione, all'apertura, alla creazione di cose nuove, allo smuovere il manicomio, perché il manicomio continua a esistere dappertutto, continua a esistere anche in Italia, continua a esistere anche in Sardegna. E la nostra grande realizzazione è che dopo 40 anni c'è anche l'antimanicomio, però come sapete tra i fisici, in fisica materia e antimateria, bisogna stare sempre molto attenti perché l'antimateria si può mangiare la materia e quindi questo gioco bisogna saperlo giocare, ecco. E secondo me le associazioni di familiari lo sanno giocare nella misura in cui mantengono una propria... io non amo tanto la parola identità perché è un po' statica, ma mantengono una consapevolezza dei propri diritti, della propria storia e della propria ragion d'essere, innanzitutto come cittadini prima che come familiari. Ecco, a me è capitato un po' di volte recentemente di raccontare un po' la storia del movimento dei familiari in Italia, scoprendo appunto che è stato, e questo te l'ho detto da un po' di tempo, bisognerebbe scriverla questa storia, riscoprendo che è stato veramente ed è ancora un prodotto originale che ha avuto questa grande capacità di stimolare l'innovazione, di stimolare la realizzazione della riforma psichiatrica. Anzi, da poco appunto, sia in questi colloqui che abbiamo fatto in Brasile, sia poco tempo fa anche in Giappone, io mi sono ritrovata a dire che se devo fare una graduatoria tra gli elementi che hanno giocato a favore del fatto che quella che noi chiamiamo la legge 180, insomma, è ancora viva e ancora spinge verso il miglioramento dei servizi, ecco, se devo fare una graduatoria degli elementi che hanno prodotto questo risultato, a me quasi ex aequo io metterei il movimento dei familiari insieme con le esperienze, quelle che chiamavamo una vita fa, le esperienze esemplari che in modi diversi, in diverse aree del paese, ovviamente io sono legata a Trieste perché lì sono nata,
ma so bene che non c'è stata solo Trieste, anche qui Cagliari è stata tra le creature recenti più interessanti. Ecco, insieme a queste esperienze c'è ex aequo al primo posto l'associazionismo dei familiari, che è stato un associazionismo non ripiegato su se stesso, non chiuso dentro il perimetro della psichiatria, ma consapevole del fatto che si trattava di lavorare per un cambiamento delle istituzioni, come ha concluso insomma alla fine Gisella. Ecco, io credo che noi abbiamo di fronte, dietro di noi, ma anche di fronte a noi, da mettere di fronte a noi, una storia e un patrimonio che va secondo me rivisitato, su cui dobbiamo ripensare, così mettendoci vicino i limiti e anche però i vantaggi e le realizzazioni, insomma le cose nuove che sono state fatte. A me piacerebbe che trovassimo un momento e che inventassimo una situazione in cui anche si possono raccontare i fatti, le storie, perché anche questi hanno una potenza di evocare questioni, ma anche per le persone giovani di far vedere come si vive, com'è che succedono poi le cose. Poco fa con Assunta abbiamo disturbato forse un po', perché abbiamo ricordato una cosa che abbiamo fatto all'inizio, quando eravamo piccole e quando è nata l'ASARP praticamente. Non lo so quanti di voi lo sanno come è nata l'ASARP. È nata in anni di tempeste furibonde in cui c'erano in Parlamento numero 13 disegni di legge di distruzione che asfaltavano la 180, 12 su 13. Uno, che era quello del PC, l'asfaltava senza averne l'aria. Quindi Franca era forse era appena entrata in Senato. Nel 95. Nell'85, sì, comincia, però i disegni di legge appunto già c'erano in quel periodo. La situazione dei servizi era terribile. Pensate che a Roma c'erano 1500 posti letto nelle cliniche private e 14 per 2, 28, cioè 2 SPDC. 2 SPDC, meno di 30 letti, cioè una cosa completamente pazza. Per cui io già avevo cominciato a vivere a Roma e mi veniva da piangere all'idea, ma questo noi facevamo, di lottare per avere più SPDC, mentre noi pensavamo che gli SPDC dovessero essere il minimo, cioè quello il minimo necessario, però certo non è che tu con 3 milioni di abitanti ti puoi avere, però lì c'erano alle spalle le cliniche private, eccetera. Bene, in questo clima le cliniche private, le clinicone, ma anche il Santa Maria della Pietà, cominciano a mandare lettere in cui si diceva alle persone, ai familiari, la legge ci dice che dobbiamo chiudere e lei si deve venire a riprendere suo fratello, suo marito, suo padre, che sta qua da 10-15 anni, non è più pericoloso, totalmente rimbecillito dal trattamento farmacologico, eccetera. Quindi cominciano ad arrivare a Repubblica, io ricordo le lettere di queste familiari arrabbiate a dir poco, che erano nella Diapsigra e nell'ARAP, che non era ancora, stavano nascendo esattamente in quel periodo, la Diapsigra e l'ARAP. Io ne ricordo una perché è quella che mi ha mosso personalmente, che diceva a Repubblica, voi che avete, perché si rivolgeva a quelli che avevano voluto la riforma, voi che avete voluto la riforma, avete la chiusura dei manicomi, avete costretto noi familiari, noi familiari donne, ad essere il manicomio domestico. A me, che sono nata col femminismo, l'idea che io avessi costretto delle altre donne a stare chiuse in casa a fare il vecchio ruolo, ho detto non è possibile qua, bisogna che ci capiamo. E allora sono andata sola soletta ad una terribile assemblea dell'ARAP e di Apsigra unite a Roma. Mi sono presentata lì, ho detto, a un certo punto ho chiesto la parola, ho detto chi ero, e quando ho detto chi ero, nel senso di dire io ho lavorato a Trieste, eccetera, sono venuta qui
c'è stato un gelo assoluto e io ho pensato adesso mi arriva una scarpa in faccia. Non mi è arrivata nessuna scarpa, io ho potuto fare il mio intervento con qualche borbottio, nessun applauso ovviamente, ma non è che me l'aspettassi, me ne torno quietamente al mio posto, ma finita la riunione mi si avvicina una donna commossa che mi abbraccia, quella donna era Margherita Rossetti, che mi dice finalmente ho sentito delle parole di speranza. Perché lei faceva parte perché Margherita Rossetti, che è stata una nostra grande amica ed è stata il tramite attraverso cui noi ci siamo conosciute, era una donna, dico perché è morta 4 anni fa di un incidente, era una donna che pensava, appunto, perché lei diceva io non posso pensare a mia figlia in manicomio, ma non posso nemmeno tenermela a casa perché non ce la facciamo più. E io ero andata lì a dire che tutta la nostra storia era quella di aver inventato delle cose che stavano tra il manicomio domestico e il manicomio istituzionale. Quindi lei sente questo, insomma nel giro di una settimana andiamo a Trieste insieme. Lei vede Trieste e si converte, tra l'altro, cosa da ridere. Tutte le volte che voi sapete che anche abbiamo mandato su anche persone di Cagliari in situazioni terribili a Trieste, io mi ricordo, ho rievocato una volta che Rotelli mi ha detto ma Giannichedda basta di portare la gente a Lourdes, perché noi portavamo le familiari su e le familiari una volta che vedevano l'assetto dei servizi cambiavano idea e noi diciamo sono miracolate, loro dicevano le portiamo a Lourdes, che però e questo è stato appunto poi concretamente il gioco tra istituzioni e movimenti che abbiamo cercato di appunto di tenere in piedi e di animare. Ecco, vabbè, in quel periodo, poi dopo, appunto, una volta abbiamo scoperto una cosa molto carina sugli psichiatri. Gli psichiatri davano a familiari che volevano organizzare le associazioni contro la riforma, qui a Cagliari, diedero l'elenco con i nomi e numeri di telefono, pensate alla tutela della privacy, delle persone che erano ricoverate in SPDC. Convocati tutti i familiari? Convocavano in maniera tale i familiari incazzati come Iene venivano convocati. Noi scopriamo questo, non mi ricordo come, veniamo a sapere di questo, io lo racconto a Margherita, Margherita dice vado io a questa riunione, quindi Margherita viene a Cagliari, tra questi familiari ci sei tu, vi capite subito, vabbè, e lì comincia tutto un processo che poi abbiamo moltiplicato in molti altri posti, anche attraverso la cosa pazza che rievocavamo con Assunta. Noi per 2 anni abbiamo tenuto un centralino, un telefono che funzionava tutti i pomeriggi, nazionale, a cui le persone telefonavano raccontandoci storie pazzesche di ciò che succedeva in quegli anni, e noi queste persone cercavamo poi di rinviarle nelle varie regioni, avevamo gruppetti che stavano nascendo, insomma vabbè, un giorno la racconteremo puntualmente questa storia, e poi questa storia aveva una fuoriuscita da ridere che era il Maurizio Costanzo Show, dove noi due i giovani non lo sanno, ma il Maurizio Costanzo Show in quegli anni era una cosa completamente pazza, perché io non l'avevo mai visto, quindi la prima volta che sono andata lì mi sono ritrovata con un paio di signore con le cosce di fuori, che erano 2 attrici soubrette che parlavano non mi ricordo più di cosa, qualche d'un altro, ed io che non c'entravo né ci uscivo in questa situazione in cui tra l'altro finito il dibattito bisognava anche percorrere una specie di passerella terribile. Maurizio Costanzo però all'epoca, io ho sempre avuto la convinzione che lui avesse avuto in famiglia qualche storia, perché aveva verso questa vicenda, in anni difficilissimi, perché chiunque parlava a favore della riforma veniva sparato negli occhi. Quindi lui è l'unico in televisione che decide di dare spazio a questo tema attraverso di me, che sicuramente non è che avessi una posizione mediana su questo. E poi attraverso di me, e poi sei venuta tu, poi hanno cominciato ad arrivare le familiari, insomma alla fine di qualche anno siamo riusciti a portare davvero anche gli utenti lì. E la prima volta per me è stato davvero una cosa, perché io ho visto Maurizio Costanzo commosso di questa cosa, perché lui in fondo non ci credeva che gli utenti fossero
persone con cui si poteva avere a che fare nonostante le storie. Bene. Adesso qui la finisco perché come tutti i vecchi potrei parlare tanto a lungo della Resistenza. Però volevo dire un'ultima cosa. Ci ho pensato tante volte a questa cosa perché non amo essere messa appunto nel ruolo della Resistenza o del vecchietto, della vecchietta dell'Ouest. Però ho deciso che la nostalgia la voglio rivendicare. Perché certo che quando io racconto, mi ricordo di queste cose, lo faccio con nostalgia, non solo perché ero più forte, più giovane, e non solo perché sono tutte cose belle, ma la nostalgia, se non è usata per denigrare il presente, questo è il punto, è una cosa importante perché ti colloca dentro un percorso e chi ti ascolta, che è più giovane di te, colloca se stesso dentro un percorso che è tutto da fare, perché diceva giustamente Pierpaolo Pani con dei tratti di ottimismo che abbiamo avanti altri 50 anni. Sappiamo tu ed io che ne abbiamo, insomma il manicomio ha 250 anni, lo sapete. Il manicomio che non è solo luogo ma è dispositivo, e leggi, e cultura e pensiero. E c'ha 250 anni che noi pensiamo che in 40 lo disfiamo. Quindi diciamo che abbiamo di fronte, a essere ottimisti, un altro 200 anni. Allora, se la nostalgia serve per identificare il percorso, situarsi in questo percorso e invitare le persone giovani a stare anche loro in questa strada, la nostalgia è bella, è solo brutta quando denigra il presente, ma noi il presente non lo denigriamo, il presente noi lo critichiamo e criticare è un esercizio che fa bene alla salute, mantiene giovani, ti lascia quel tot di essere un po' rompiscatole che ti tiene in attività i muscoli della testa, che è importante che stiano in attività, ed è soprattutto una cosa divertente se la fai insieme con gli altri e se questa critica la usi per costruire poi insieme cose che somiglino alla realtà verso la quale tu vuoi andare. Ed è questo, secondo me, che noi abbiamo provato a fare, no? E che stiamo ancora provando a fare. Grazie.